L'incontro è stato introdotto da Wally Cammareri ed ha visto la partecipazione di Fabrizio Fonte, presidente del Centro Studi Dino Grammatico, di Monsignor Liborio Palmeri, rettore del Polo Museale San Rocco, di Antonello Frattagli, che ha tracciato un profilo critico dell'autore e dell'opera. A declamare alcune poesie Patrizia D'Angelo e lo stesso autore. Presenti in sala i sindaci di Trapani ed Erice, Vito Damiano e Giacomo Tranchida e numerosi consiglieri comunali. Rocco Giacomazzi ha saputo emozionare con i suoi versi il pubblico presente, rivelando un profilo di grande sensibilità dell'uomo e del poeta ai più poco conosciuto. Andando avanti negli anni, poi subentra una sorta di pensiero fisso, che è quello che gli anni devono prima o poi finire. E allora la voglia, l'ambizione, la presunzione di lasciare un segno, un piccolo ricordo, mi hanno spinto, ho accettato di buon grado. Ora la colpa me la assumo tutta, ma voi avrete la responsabilità di andarvi a leggere questo libro, perché dovrete leggerlo, dovranno leggerlo, e spero che qualche cosa possa lasciare. E la pubblicazione del libro Zucchero e Sale è stata proprio incoraggiata dal presidente del Centro Studi Dino Grammatico, Fabrizio Fonte. Essenzialmente Rocco Giacomazzi dalla nostra comunità umana meritava questo ed altro, e quindi per noi è veramente un grande piacere averlo spinto, diciamo, nella pubblicazione vera e propria, e poter dare la possibilità a chi avrà modo di avere appunto il volume di poter deliziarsi di queste sue poesie. Era un atto dovuto sostanzialmente, quindi il Centro Studi Dino Grammatico non ha fatto altro che dare spazio ad uno dei suoi soci più prestigiosi, che è appunto Rocco Giacomazzi. Io mi auguro invece che sia soltanto l'inizio di una carriera importante, nel senso buono del termine, di questo novello poeta, perché sono convinto che con questo lancio potrà dare il via ad altre significative iniziative.